Assessore Torrenti, una giornata importante, riapre il Faro della Vittoria, nuova gestione dell'amministrazione regionale dopo l'abolizione della provincia, un orario più allargato e soprattutto una gestione più ampia anche non solo del Faro ma anche del parco. Sì, la volontà era quella di proseguire ovviamente nelle aperture fatte assieme a Marina Fari con successo negli ultimi anni, sapendo che però c'è un limite anche di accessibilità ovviamente al Faro, perché con il monumento poi insomma anche dal punto di vista delle dimensioni interne è molto ovviamente stringente, quello di aumentare l'orario era l'unica risposta vera per poter anche aumentare il pubblico. È un monumento straordinario per mille motivi, sia dal punto di vista tecnico, tecnologico, dal punto di vista monumentale proprio per i ricordi, per le emozioni che dà, e poi dal punto di vista ovviamente anche del luogo, della vista, del verde che ci sta attorno, e per questo anche la maggior fruibilità e gestione del parco sarà un momento anche questo di arricchimento della città, quindi qualcosa che fa parte della nostra cultura, della nostra intimità, ma anche ovviamente che è una tradizione turistica formidabile. Se solo le opportunità poi di veicolare il Faro all'interno dell'offerta culturale regionale, globale. Sì, anche su questo la nascita dell'ERPAC è indirizzata a questo. L'ERPAC nasce dall'esperienza di Villa Manin e si allarga a tutta la regione, e quindi in sinergia poi con le comunità locali, ovviamente con il Comune di Trieste in questo caso, quello di poter fare del Faro uno dei punti di riferimento della rete dell'offerta del patrimonio culturale e turistico della regione e della città è fondamentale, quindi lavoreremo tutti assieme, e su questo poi ovviamente ringrazio in modo particolare poi la struttura militare di Marina Fari e i responsabili in modo particolare di Venezia e Trieste, che ci hanno permesso di allargare questa convenzione per rendere questo monumento, che ricordiamo che sempre non è solo un monumento ma è un faro che funziona, che quindi ha una sua funzione, un suo utilizzo, anche l'accessibilità pubblica, quindi è un discorso molto importante e interessante per le prospettive della città. Giovanni Boriello, assistente tecnico nautico, ci spiega un po' il funzionamento del Faro e la particolarità di questa struttura. In pratica abbiamo dei meccanismi unici, a partire dall'ottica rotante a galleggiamento di mercurio, costituita da prisma di cristalli, profilo Fresnel, e tutto poi, compreso il faro di riserva e la portata geografica e luminosa, che sono molto larghi, nel senso che abbiamo la portata geografica di 28 miglia e la portata luminosa addirittura supera di 3 miglia della portata geografica. Ecco, la difficoltà di gestire la parte aperta al pubblico con una struttura che proprio funziona e operativa. Ma no, la parte operativa è separata per quanto riguarda il pubblico, perché essendo in gestione ad altri enti, prima la provincia e adesso la regione, in pratica è stato fatto in modo di delimitare le zone di non accesso al pubblico, e anche la parte alta dove abbiamo le apparecchiature, a parte il sito militare abbiamo problemi di sicurezza per le scale irte, buchi e roba del genere, quindi per noi nessuna difficoltà.